Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso ieri un avviso in cui dichiarava che dopo l'esaurimento della perturbazione che ha interessato il territorio del Veneto tra mercoledì e giovedì, nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, saranno ancora presenti condizioni di instabilità. Sono attese delle precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, specie nella seconda parte della giornata, ma con fenomeni più irregolari e discontinui. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha mandato un comunicato nella data di ieri sera, in cui dice che la pioggia, leggo testualmente, la pioggia delle ultime ore è arrivata a superare i 90 mm nelle 12 ore e 150 mm in 24 ore, mettendo in stato di preallarme alcuni dei corsi d'acqua principali della regione del Veneto. Si registrano alcuni contenuti allagamenti, ma la situazione è al momento ampiamente sotto controllo. Non ci sono segnalazioni di situazioni di rischio per le persone o particolari criticità a carico della rete idraulica. Stiamo comunque seguendo con i nostri tecnici lo scenario generale per essere pronti in caso di maggior bisogno. Nella giornata di giovedì ci sono stati più di 50 interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, alcuni dei quali sono continuati fino a tarda serata. In totale sono state attivate 66 squadre di volontariato sul territorio del Veneto, in particolare in provincia di Rovigo con 26 squadre e 23 in provincia di Padova. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.